Sindaco, quali le novità relativamente alla condotta idrica del dissalatore a Porto Empedocle? Stamattina c'è stata un'interessante riunione, ci dica? Sì, buongiorno direttore. Questa mattina c'è stata l'ultima conferenza di servizi in merito all'impianto di dissalazione del comune di Porto Empedocle, alla presenza di tutte le autorità interessate al progetto. Commissario straordinario per l'emergenza idrica, l'ingegnere Coggina, direttore della protezione civile, ASP, beni culturali, ARPA, Capitaneria di Porto, tutti gli enti interessati. La realizzazione del dissalatore, fermo restando che ritengo che sia necessario per liberare questa città e questa provincia dal problema idrico che l'attanaglia ormai da qualche anno, e quindi l'opera necessaria ed indispensabile. Però ho fatto emergere in quella sede, facendolo mettere anche verbale, che l'entrata in funzione del dissalatore potrà e dovrà avvenire solo esclusivamente al termine della realizzazione della prescrizione stabilita, cioè la realizzazione di una conduttura di 800 metri per la liberazione della salamoia in mare. Una conduttura di 800 metri che libererebbe qualsiasi tipo di problema riguardante la nostra costa e che scaricherebbe la salamoia a circa 1 chilometro dalla battigia. Questa è stata messa a verbale e la richiesta del Comune di Porto Empedocle, facendo presente che il Comune di Porto Empedocle aveva rilasciato in merito all'ubicazione del dissalatore un parere negativo, in quanto riteneva che quel sito non era conforme alle prescrizioni dal punto di vista urbanistico e che indicava nel vecchio sito dove era nato in precedenza il dissalatore il sito congeniale. Vista però l'emergenza e vista i poteri conferiti al commissario, hanno deciso di installare, avendo avuto la disponibilità dell'Enel, il dissalatore in quel sito. Quindi, detto questo, e fermo restando la necessità di far fronte ad un'emergenza idrica che sarà il più acuita nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, la prescrizione della realizzazione e della messa in funzione del dissalatore è condizionata alla realizzazione dell'intero pennello a mare, che sarà distante circa 800 metri. Quindi questa è stata la prescrizione che è stata voluta e richiesta in questa ultima conferenza di servizi, senza la quale abbiamo detto ed affermato che siamo contrari alla messa a regime e quindi in funzione del dissalatore.